orgoglio, la fierezza di essere veneta. Una donna coraggiosa, veramente, io dico col cuore, e generosa, perché forse si stava meglio a Bruxelles. Quindi lo sblocco del turnover consentirà all'assunzione di nuovi medici e i gruppi di medicina integrata daranno mediamente la possibilità di assumere circa 8.000 infermieri in tutta la regione. Voglio ringraziarla perché è una delle pochissime che si confronta con le persone, che fa questo giro nei comuni. Dove lei pensa di reperire i fondi? In un anno di governo noi abbiamo ottenuto risultati che in 30 anni la classe dirigente che oggi prende i vitalizi non ne ha portato a casa uno. Abbiamo introdotto la NASPI, l'indennità di disoccupazione, che avrai fino a 2 anni, che io ti garantirò nella sicurezza, non armando tua mamma di una pistola. Ma stiamo scherzando o cosa? Ma vogliamo che veramente succeda la tragedia? Cioè la politica di Salvini arriva a trovare la soluzione della sicurezza armando i cittadini. Questa è la sconfitta della politica. Soldi nelle tasche dei dirigenti e guardate che il Veneto paga il ticket sanitario più alto d'Italia. Cosa faremo noi? Dal giorno dopo noi dovremmo riorganizzare le USL, che non significa ridurre gli ospedali, ma significa ridurre gli apparati, i carrozzoni, i poltronifici. Questa idea allora sociale, ma che sia proprio una scelta prioritaria, partire dal sociale per rivisitare anche tutte le altre tipi di politiche. Perché a questa amministrazione regionale dei giovani tossicodipendenti non gliene frega niente degli ultimi, dei disagiati, delle donne che subiscono violenza, delle donne abusate, dei bambini maltrattati, non gliene frega niente. Da 10 milioni di euro passati a 500.000 euro e non aver previsto nulla. La politica e il politico deve avere la visione, l'idea. Che Veneto voglio costruire nei prossimi 20 anni? Che tipo di comunità voglio costruire? Quali servizi voglio dare?